Siamo quasi arrivati al 50%, non sembra perché questo è il bacino di captazione, però di fatto rispetto ai 3 cubi, no, ai 3000 litri secondo che dovremo recuperare dal torrente Torre, attualmente siamo complessivamente sui 1700 litri secondo. Un sospiro di sollievo anche se l'emergenza non è rientrata, quasi 1750 litri d'acqua al secondo rispetto ai 3000 previsti nella giornata odierna, captati alla presa del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana all'altezza della diga foranea di Zompitta, in comune di Reana del Roiale, dove le acque del torrente Torre convogliano in parte nel sistema irriguo che serve le rogge Cividina per il cividalese manzanese, di Udine per il capoluogo e il suo hinterland e di Palma per la dorsale meridionale udinese fino alla città stellata omonima. Poco più del 50% del regime, ma più 20 rispetto solo a un mese fa, quando il pescaggio era di 1350 litri al secondo. I raccolti in corso, che di fatto hanno ridotto il consumo dell'acqua per la campagna, stanno agevolando la distribuzione lungo i canali artificiali. Diciamo che per fortuna dalla fine scorsa settimana gli agricoltori hanno iniziato a raccogliere, diciamo, il mais, no? È iniziata la vendemmia anticipata, no? E questo di fatto ha ridotto, no, le richieste, e andando un po' a bilanciare il calo che abbiamo avuto, che abbiamo tuttora sul tagliamento e sul Torre di fatto, perché sì, è vero che lunedì c'è stato qualche temporale che ha aiutato, no? Ha integrato un po' le scarse risorse, però diciamo i livelli dei fiumi sono ancora molto bassi. È stata una crisi che ha toccato proprio anche i consorziati per qualche giorno, ma insomma dopo il personale di campagna, che mi ringrazio perché ha fatto veramente salti mortali per riuscire a garantire l'acqua a tutti i consorziati.